Dopo l'alluvione del 2010 sono stati realizzati 925 interventi da parte di 365 imprese in 233 comuni del Veneto, per una spesa che ammonta a 392 milioni di euro. Luca Zaia snocciola i dati sui lavori fatti dalla Regione per la salvaguardia del territorio dal punto di vista idrogeologico. La Regione è inoltre in procinto di realizzare bacini di laminazione capaci di contenere 33 milioni di metri cubi d'acqua su 810 ettari di terreno. Il Veneto dunque non è più come nel 2010, ma senza i soldi da Roma il rischio rimane. Potremmo dire, da un punto di vista pratico, versiamo 18 miliardi di tasse all'anno a Roma, ce le lasciano a noi che mettiamo in sicurezza il Veneto, e questa è la soluzione migliore. Dall'altro un piano nazionale per la tutela dal dissesto. Ne abbiamo parlato molto in occasione dell'anniversario del Vajont, e direi che il Vajont non si dimentica anche con questo grande simbolo, cioè ovvero investire nel dissesto. Zaia chiede un impegno concreto del governo. Il totale delle somme necessarie previste dal piano di messa in sicurezza ammonta a 2,7 miliardi di euro. Con quelli, dice Zaia, i veneti potranno lasciare le scarpe negli scantinati senza correre alcun rischio. Innanzitutto noi siamo positivi e speriamo che proprio non venga un'altra alluvione. Abbiamo fatto 925 opere che ci fanno comunque star più tranquilli rispetto a quei fiumi. Vorrei ricordare che ci sono altri fiumi dei quali non parliamo mai, ad esempio il Piave, il Livenza, il Meduna. Lo dico soprattutto a coloro che pensano che esistano solo i fiumi noti dell'alluvione, e dico anche che noi abbiamo bisogno di ancora di interventi finanziari da parte dello Stato.